barocca, rivestita in passato da queste costruzioni. La festa di San Salvatore non solo costituisce un irrinunciabile appuntamento con la preghiera e la devozione per tutti i cabraresi, ma diventa anche un fondamentale momento di coesione e aggregazione sociale per una comunità così pervicacemente attaccata alle proprie tradizioni e alla propria cultura. Per tutto l'anno si attende questo evento. I figli di Cabras che risiedono altrove per studio o lavoro rientrano in paese a trovare i loro cari e rinnovare il voto. Di tutto ciò si approva giungendo il venerdì che precede la festa nel suggestivo villaggio di San Salvatore. Situate intorno alla piazza del borgo, le austere cumbessias, utilizzate una volta dai fedeli per le lunghe veglie di preghiera, sono ora tutte rigorosamente aperte, illuminate e pronte ad accogliere i forestieri, cui non viene mai negata una parola di benvenuto e ovviamente un bel bicchiere dell'ottima vernaccia locale. Proprio il venerdì, qui a San Salvatore, si svolge una suggestiva e toccante Via Crucis in lingua sarda, che si snoda tra le basse casette del villaggio, addobbate solo con fronde ornamentali e rari filari di bandierine di carta colorata. Una volta terminata la processione, i fedeli si aggregano spontaneamente in pittoresche e vocianti combriccole, il cui argomento di conversazione è sempre lo stesso: la definizione degli ultimi dettagli della corsa degli scalzi, che l'indomani, a Cabras, inizierà prestissimo il suo complesso rituale. Sagra religiosa diciamo che è sempre esistita, cioè sempre è stata, perché San Salvatore praticamente era un paese intermedio tra il Sinis e Cabras, perché prima sai, non c'erano i mezzi che c'erano adesso per venire a lavorare, allora si veniva a piedi e ci mettevano troppo tempo, e per non perdere, sai, perché prima si lavorava, sai, dal sorgere del sole al tramonto, e allora per entrare a Cabras dormivano qui. C'era anche la chiesa, c'era anche il santo, facevano sempre la festa il 1° di settembre. E questa della corsa praticamente è nata all'epoca che sbarcavano i saraceni lì a Tarros, era una domenica e qui non c'era nessuno perché la domenica era una giornata di riposo. E allora avevano saputo che c'era questa nave di saraceni, i Morus, il cosiddetto Morus, che erano sbarcati a Tarros con la paura di depredare tutto quello che c'era qui. Gli uomini e le donne sono venuti di corsa per salvare il salvabile. E allora le strade erano polverose. Con le gonne lunghe, perché loro erano con le gonne lunghe, camminando, correndo. Si alzava quella polvere che rassomigliava, invece di essere 10 persone, rassomigliava di essere centinaia di persone, ecco tutto lì. Tutto che fosse un esercito che andava incontro per scacciare i Moros ed erano scappati. E questa ricorrenza di San Salvatore appunto è diciamo come si può dire, una devozione verso il santo, no? Cioè che si ripete ogni anno per ringraziare appunto San Salvatore che aveva salvato Cabras, San Salvatore e tutto il circondario da questi morti. Ecco.
ancora buio e il cielo pigramente si colora di rosse striature annunciatrici di un'alba ormai imminente. La scalinata della parrocchiale dell'Assunta, a Cabras, è punteggiata da centinaia di macchie bianche. Sono le vesti dei partecipanti alla corsa, i corridores, che, tutti scalzi e un po' assonnati, attendono pazientemente la fine della messa mattutina per poter dare inizio alla loro fatica e assolvere così il proprio voto. Per farlo dovranno trasportare di corsa la statua del santo lungo gli 8 chilometri che separano Cabras dal villaggio per riportarla l'indomani, e sempre di corsa, alla parrocchia dell'Assunta. L'esplosione di alcuni fuochi d'artificio segnala che la funzione religiosa è terminata e che l'uscita del santo è ormai imminente. I corridores invadono ordinatamente il sagrato, aprendo un varco solo per permettere l'uscita della preziosa teca, che, salutata da un caloroso applauso, prende la testa di questo enorme e candido corteo. La processione si snoda, accompagnata da canti e litanie, tra le case del paese, per giungere infine al ponticello da cui prenderà il via la corsa. Alcuni brevi istanti per dare a tutti i partecipanti il tempo di prepararsi. La corsa è partita. Un lungo e durissimo percorso attende questi 700 coraggiosi che affrontano l'impresa esorcizzando la fatica e urlando a gran voce la loro devozione per Santus Rabadori. I corridores sono suddivisi in 14 gruppi. I primi 7 condurranno il simulacro da Cabras a San Salvatore, mentre gli altri copriranno domani il percorso inverso. In ogni gruppo sono state create le cosiddette mute, formate da 3 scalzi. 2 sono deputati al trasporto della statua, il terzo a reggere alto lo stendardo in testa al corteo. Sono previsti dei cambi ai componenti del terzetto, che vengono decisi dal priore, altra figura presente in ogni gruppo, che valuta lo stato di affaticamento dei 3 e può in ogni momento sostituirli con un'altra muta. L'arrivo del corteo a San Salvatore è un autentico momento di festa. La folla entusiasta subito si preoccupa di rifocillare e coccolare i 700 stremati corridori. Bibite e panini sono stati preparati per accoglierli ed alleviare la loro fatica. L'altra sera io ho parlato con i ragazzi dicendo: badate, per conseguire questa tradizione bisogna dimenticarsi di tutto. E allora cosa succede? Succede veramente che esiste, succede la fratellanza, questa scia bianca che si allunga nel sentiero è un annuncio di pace per conto mio, è un annuncio che fa bene al cuore, anche quelli che non lo sanno, anche quelli estranei per esempio che guardano soltanto il saio arrotolato ai fianchi, i piedi scalzi e basta, per loro è questo, anche questo ci vuole certamente perché è interessante, ma l'altro per esempio uno che col pensiero in silenzio fa un voto, dice San Salvatore, oh Cristo aiutami, nessuno lo sente.